Prova? Sì. Buonasera a tutti, vestiti voi, tenore di oggi, scusate il ritardo, ma la linea non è tanto buona, poi ho dovuto cambiare connessione, quindi siamo cercando di andare avanti in custa adesso il cellulare di linea, ma penso che data fare avanti. Vediamo come si presenta Sadia in bici si presenta di voi, che è completamente libero, come dopo che sarà la musica vedrete di hacker, ecco, intanto diritto. Ecco, Lucchero resta libero fino alla Sannova, quest'ora già cominciano a calcolare e resta a mese cocolato per tutto quanto da dire. 32 gradi temperatura massima, 21 la minima. Diamo scrasa, crasa allora cocolato viene da Saldec e poi spalazzato in un pacco e resta poi mezzo cocolato poi sul resto delle Sardine, 33 gradi al massimo, 23 minimo. Bene, andiamo verso stoccamento, da dare, intanto lo stoccamento che sul comitato e sul miracolo o lo messa in 26, leva 96, 86, 76, e anche se questo ha sabato e si tapetire sabato 22 agosto, quindi sia generoso. Poi il toccamento che per questo cane di sperdito e sulitto praticamente calcolo la vista e me l'ha segnalato, si battono numeri che le scriccanne, telefono a sul numero chi l'ha visto. Sul canito. Bene, poi per questa punga che non è stata gallo petita da nessuno e quindi io poi la lascio perdere che non ha scritti nulla di importante. Andiamo da innanzi, il miracolo Treppi, arriva la madre e si sveglia. L'attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire ha negato, sta meglio. Salut mamma, ciao mamma, un miracolo, un sorriso che dice tutto. Yael Treppi è attaccante del Cagliari che domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baia Sardinia, si è risvegliato nella tarda mattinata di ieri. All'improvviso gli si è riaccesa la luce quando la madre e Nelly, arrivata da Parigi, ha varcato l'ingresso della terapia intensiva della Santissima Annunziata di Sasso. Nel pomeriggio è stata sospesa la ventilazione meccanica e Treppi ha partecipato ad una call con il presidente Giulini e il tecnico Pisacane. Quando posso tornare ad allenarmi, è una cosa che ha domandato Schiavo, tornare sul normale. Fare il pieno è diventato un lusso, si spenderanno 1.300 euro in più rispetto al 2025, potere d'acquisto in picchiata. Intanto il fantino di Nurri finisce in ospedale dopo la botta di Titia, la 13ª volta di Titia, ma il re del palio cade all'arrivo. Ce l'ha fatta per la 13ª volta, ma senza festa. L'urto violento tra il suo cavallo Anda e Bola e un contradaiolo del nicchio che festeggiava ha fatto cadere il fantino 41enne di Nurri. Giovanni Arzeni ha rischiato di essere travolto dai cavalli che aveva battuto. A tarda sera per lui accertamenti all'ospedale. Vamos a però cosa che non ci interessa, andiamo da innanzi i soldi della criminalità nel tessuto di Alghero, questo sì che è preoccupante. Il procuratore patronaggio rilancia l'allarme sulle infiltrazioni con la consueta prudenza, ma anche con lucida e documentata analisi. Il procuratore generale Luigi Patronaggio ritorna sulla delicata questione Alghero e sugli
investimenti alla criminalità. Titia, il trionfo e la paura. Allora, poi Treppi si è risvegliato e non ha riportato danni neurologici. In Italia solo mini multe per i cafoni, più severi all'estero. Morte di Michela, il PM ora contesta il femminicidio. Sassari, l'annuncio. Vendesi casa di tolleranza ma di classe. La palazzina restaurata nel centro della città e sul mercato. Tutti in spiaggia al fiume. Per la Devogo, residenti e turisti in cerca di fresco a Flumineggio. Assalto alla piscina naturale di Stidiosa. Questo è il nostro mare, quindi per la Devogo. Siniscola da via a Saprazza e Salimba, uno spazio pubblico per rivitalizzare il sardo. Però, dato che quieren rivitalizzare il sardo, scrivono in sardo. Saprazza, nella piazza de Salimba, no è Salimba, este tipo è una sacchita, por favore di Dio. 5 incontri serali per chiacchierare e confrontarsi su diversi temi di attualità. Finite le sagre a base di cibo e le feste a misura di turista, la città baroniese si riappropria dei suoi spazi più intimi e della sua voce più autentica, soprattutto le saocche, che ne bocche. Dal 31 agosto al 4 settembre, ogni sera dalle 21, la suggestiva cornice di Piazza Marti di via Fani, da tutti conosciuta come Piazza e Mercato, si trasformerà nel palcoscenico naturale di un esperimento sociale e culturale di grande valore. La Piazza è Salimba. Vabbè. Ne cade limba. Emergenza plastica, i sindaci dell'interno, la regione si attivi. Da Sorgono la richiesta di un piano operativo. Oliena in festa per San Lussorio, via al programma di appuntamenti tra fede, tradizione, folk e cultura. San Lussorio. Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all'anno. Il caro vita sta erodendo gli stipendi dei sardi. Dalla luce ai trasporti il conto è sempre più salato. Il borsellino delle famiglie sarde è sempre più vuoto. I rincari generalizzati stanno erodendo il potere d'acquisto degli stipendi di un mercato libero che continua a far salire i prezzi dalla frutta ai trasporti, dalla luce ai prodotti per la cura della persona. Una volta c'è la scusa della guerra, un'altra è colpa dell'inflazione, protestano le associazioni dei consumatori. Dai negozi alla grande distribuzione il sciacquo è rispedito al mittente, ma la stangata non è più sopportabile. Si arriva ad un costo annuo di oltre 1.300 euro quando ci sono anche figli da crescere. Il taglio delle accise non è la soluzione, ecco qua tutto esperto. L'economista Andrea Monticini spiega lo scenario internazionale. Il professore frena e invita a cambiare abitudini, adesso che fare un pieno costa rispetto ad un anno fa oltre 22 euro in più per una macchina diesel e di più 14 per un'auto a benzina. Andrea Monticini, ordinario di econometria dell'Università Cattolica di Milano, sposta il ragionamento dalla rabbia alle dinamiche finanziarie. Vero, il prezzo del petrolio è diminuito rispetto a marzo, quando è scoppiata la guerra. Il Medio Oriente, ma il Brent è solo una parte del prezzo che si paga alla pompa. La premessa vale la ragione dei rincari. Il vero problema oggi non è il costo del greggio, ma la sua trasformazione. La lavorazione del greggio in diesel e benzina prima avveniva negli impianti russi, messi in gran parte fuori uso da un alto conflitto, quello seguito dall'invasione dell'Ucraina. Allo stesso modo le raffinerie del Golfo non sono ripartite pienamente. Si aggiunga
che l'Europa, dal canto suo, non ha investito su questo fronte. Il risultato è una disponibilità di barili inferiore di 5-6 milioni rispetto a un anno fa. Si è così generata una carenza di offerta e questo ha determinato un costo elevato del gasolio, soprattutto nonostante il prezzo del petrolio in calo. Lo scenario non cambierà in settimane, ragion per cui diventerà una scelta obbligatoria modificare le nostre abitudini. Ecco qua, l'accesa non serve, cioè basta non piccare questa macchina e risparmi. Il vero punto è che dobbiamo consumare meno, ecco qua, alla soluzione, dichiarato il professore universitario, usando i mezzi pubblici con maggiore frequenza. Sul taglio delle accise Monticini dice: io sono contrario a misure erga omnes, vanno semmai aiutate le famiglie più in difficoltà. Oh, vabbè, lo solito, chi non ha che cosa tanto puoi dare. Carburante il pieno costa il 25% in più di un anno fa. Già visto qual è il motivo. Titia, il trionfo e lo spavento, cade a fine corsa, ricoverato. A che strappata a uno tipo che te applaudire, insomma, è interrotto dal calcio. L'ultima volata di Varenne, addio alla leggenda del trotto che fece esultare tutta Italia. È stato Delucano che a quanto pare che il morto è infarto a 33 anni. Birra, la Sardegna può brindare 9 produttori in più, vendite per 70 milioni annui e 700 posti di lavoro. Meloni, qualità e competenza dietro l'espansione di un settore dinamico. Ne siamo scontenti. L'UE dice sì alla flessibilità del nucleare, no alle auto elettriche. L'Italia potrà investire 14 miliardi, tra le misure ammesse anche le pompe di calore. Il via libera agli investimenti nelle centrali nucleari, alle pompe di calore, al solare, alle batterie domestiche, alle distonazioni e alle colonnine di ricarica. Restano fuori invece gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche. La Commissione europea mette nero su bianco il perimetro della nuova flessibilità sulle spese per la sicurezza energetica che consentirà agli Stati di derogare temporaneamente al patto di stabilità per finanziare investimenti destinati a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Le carceri sarde si trasformano per i 250 detenuti al 41 bis, verranno adattate a polacche de Sardegna, una galera in Trea. Non siamo la Cayenne d'Italia. A fine luglio Nordio Auta per inaugurare il nuovo reparto 41 bis. Basta che lo tancare into di imbolare la scraia al mare. L'ultimo aggiornamento, poco prima di Ferragosto, è arrivato da Nuoro. L'arrivo in massa dei detenuti al 41 bis nelle carceri sarde costretti a rifare il lupo alle strutture penitenziarie. Così per Valdecarro bisogna fare spazio, ci sono nuove celle di isolamento ed è pronta a essere smantellata la cucina, spazio superfluo. Ai detenuti nuoresi verranno serviti i pasti della mensa con catering esterno. Le mani su Alghero, la mafia si è infiltrata nel tessuto della città. È stato denunziato da tanta gente, il PG patronaggio, tanti capitali illeciti, ma poche denunce. Non sempre c'è bisogno di sparare. Quando le mafie si infiltrano in una città, a volte bastano valigette piene di contanti e un tessuto socio-economico debole è disposto a vendere. Nel giro di 24 ore 2 interventi di 2 magistrati hanno riportato alta l'attenzione sul fenomeno delle infiltrazioni camorristiche ad Alghero. Ieri l'intervista sulla nuova dell'ex procuratore generale di Sassari Gabriella Pinto, che ha sottolineato
come la produzione in loco della cannabis e la presenza del detenuto in 41 bis abbiano favorito l'arrivo di organizzazioni criminali non autoctone. Allora, Ial Treppi si risveglia dal coma, nessun deficit neurologico, ne siamo scontenti. Trump provoca Teheran, Hormuz è territorio USA. Il presidente americano chiude ai colloqui e minaccia l'Oman. L'Oman pure ha visto da fare. Torna ad alzarsi pericolosamente il livello dello scontro fra USA e Iran sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Truth come provocazione una mappa dello stretto che collega il Golfo Persico al Golfo dell'Oman, accompagnata dalla scritta nuovo territorio USA. La risposta iraniana non si è fatta attendere, torna amatissima frase. Il vice ministro degli esteri Kazem Garibabadi ha parlato dell'illusione di un uomo delirante, assicurando che sarà corretta. Trump ha inoltre confermato che al momento non ci sono né sono programmati colloqui con Teheran. Il presidente americano ha poi minacciato di bombardare l'Oman, accusato di essere vicino ad un accordo con l'Iran sulla gestione del traffico navale attraverso lo stretto. Alcune fonti hanno riferito che l'amministrazione americana ha informato direttamente i funzionari omaniti. Nelle ultime ore, per la prima volta dal falso allarme dello scorso giugno, l'allerta missilistica è tornata ad attivarsi negli Emirati Arabi. Una banda è matta. Lega dentro il partito è ormai resa dei conti. Fontana serve più rispetto per Salvini e rispetto. Il presidente della Camera difende il segretario, l'ala nordista parla di rinnovamento. La Lega si interroga sul proprio futuro e le polemiche interne infiammano la politica d'agosto. Serve più rispetto per Matteo Salvini e la sintesi del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che invita a ritrovare spirito di coesione e a discutere del futuro evitando conflitti pubblici e confusione. Parole arrivate dopo l'affondo del presidente lombardo Attilio Fontana, che non ha escluso un passo indietro di Salvini dalla segreteria, provocando la reazione dei salviniani nel Consiglio federale. Eh sì, non cadono un currete e tocca di cambiare. Hormuz, nuovo scontro USA-Iran. Trump, lo stretto è nostro. La replica di Teheran, un uomo illuso. E non è nato solo illuso, è nato galuppeus. Bene, che in questo terminamos e nos damos appuntamento torna a casa stanotte ora. Ponemos la sigla di stancatura, eccola qua. Il facchino Paco andava a caricare, ma gli abbiamo, ecco qua. Saluto a tutti i che sono ascoltando. Non batta intervento, quindi va bene. Sono in ferie. Allora, mentre il vedere devono a tutto dai Pezzi TV, adioso e mentre a casa.